Senti, volevo guardare una cosa insieme a te, Ok. ok? Credo che tu sia cresciuto a pane e musica, no? E quindi molto più di tutti gli altri, vivendo con un padre così importante e così creativo anche dal punto di vista proprio della composizione, potevi dare qualcosa di più. Invece ti sei fermato. Oggi, se tuo padre cantasse oggi, canterebbe forse un po' come te, ma meglio. E lo trovo un po' datato come genere. Non trovo modernità in quello che fai, mi sembra insomma un Gigi D'Alessio dimensione 3.0. Il mio pensiero e la mia volontà è di cambiare idea. Purtroppo non questa volta, perché quello che io ho sentito è un brano che ha 60 anni, meraviglioso, anche se hai provato a rimodernarlo. Questa è una canzone che secondo me deve essere cantata così, se no sembra un valserino da Perla Blu. Io trovo che lui abbia un modo di scrivere molto semplicistico, usa sempre un po' le stesse parole e scrivere al posto di zucchero è molto complicato. Quindi forse sei stato superficiale nel scrivere questo testo, a mio avviso mi è sembrato un po' puerile, non ho mai convinto per niente, per non parlare poi delle intonazioni, delle sporcature di questo pezzo. Quando vai Perché a scrivere e ridici le stesse cose, e il dolore, e il colore, le cose che hai già scritto dalle altre parti, non stare troppo attento alle rime, prova ad espandere i tuoi sensi e a trovare nel vocabolario delle cose che non siano sempre le stesse. Allora, io credo che tu sia qui perché hai un talento. Ok. Io credo che tu sia qui e resterai qui fino a che dimostrerai di avere questo talento. Le cose che abbiamo sentito sono problemi della professoressa Pettinelli, né tuoi né miei. Lei parla di LDA 3.0. LDA 3.0, adesso glielo facciamo vedere noi chi è. Non sono assolutamente d'accordo con l'ultima cosa che ha detto sul fatto dei testi, perché non ha analizzato per niente quello che ho voluto dire, quello che ho scritto. Però deve cambiare idea, cioè per forza. Vogliamo cominciare? Dobbiamo anche risolverli se ha dei problemi questa certo, signora. Quindi certo. LDA 3.0 parte e la cosa più bella sarebbe dimostrarlo con delle cover, Ok. con lo stile di un ragazzo di 18 anni, attualizzandole ad oggi e mettendoci quello che è LDA. Ok. Sono 3 pezzi, te li faccio ascoltare. Vai, vai. Le facciamo. Allora, queste sono 3 canzoni che forse conosci. Sì, sì. A me piacerebbe che tu, anche se è molto difficile, scegliessi una di queste 3. Ok. Però una domanda. Posso riscriverci sopra? Io voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Perfetto. Puoi riscrivere, puoi fare tutto quello che ti senti. Ok. Ci sono carichissimo. Poi sono curioso pure di vedere quello che dice, non solo la Pettinelli, vediamo pure il buon Gigi che dice.